Largo ai giovani il torneo di terza categoria Città di Portogruaro, limitato ai 3-4, ha vinto il giovanissimo Marcello Bassi, un under 14 emergente del Green Garden di Mestre, capace di portare e battere al tie break 1-6-6-2-7-6 il 55enne ed esperto Alessandro Polasello del Tennis Club Fiume Veneto, in un match caratterizzato dal grande caldo che ha messo a dura prova l'integrità fisica dei giocatori. Al via del Città di Portogruaro, che si è disputato sui campi in terra rossa di Viale Cadorna e che oltre alla competizione maschile ha visto andare in scena anche quella femminile del torneo di doppio, vi erano oltre 100 iscritti. Tra le ragazze è stata Sara Bella Femmine del Tennis Club Bassano ad imporsi 6-3-6-2 sulla portoghese Camilla Gaiardo, serata con il Tennis Club di Motta. Nel doppio invece ha prevalso la coppia del circolo tennistico La Tisana, composta da padre e figlio Stefano e Riccardo Dolce, che hanno regolato 6-4-6-2 Alessandro e Marco Polesello, rispettivamente del Tennis Club Fiume Veneto e del Tennis Club Caneva. Marcello Bassi del Tennis Club Green Garden di Mestre, vincitore del torneo Città di Portogruaro, riservato alle terze e quarte categorie. Non è un under 14, però tu sei giovanissimo e hai battuto un avversario che era molto più esperto di te. Sì, allora l'avversario è stato uno dei più tosti che abbia incontrato quest'anno, infatti gli faccio i complimenti. E ringrazio i miei genitori, ringrazio il mio allenatore Omar Camporese che mi segue ormai da 3-4 anni e sono molto felice di questa vittoria e sì, va bene così, grazie. Non è la prima vittoria che ottieni, ovviamente. A livello di terza categoria è la prima vittoria, mentre a livello di under ho già vinto qualche torneo, ecco. Senti, cosa ti proponi per quanto riguarda la tua carriera tennistica? Ma spero di migliorare giorno per giorno, lavorare duro, sodo per migliorarmi e per fare meglio anno dopo anno.